Ottimo esordio elettorale di Grande Sud a Cattolica Eraclea, dove il partito di Miciche Cimino ha raggiunto circa il 9% dei consensi, piazzando 2 uomini in consiglio comunale e 1 in giunta. Funziona dunque l'alleanza col Partito Democratico che ha portato alla vittoria del sindaco Nicolò Termine. Un partito come Grande Sud vince se ascolta ed asseconda il territorio senza alleanze predefinite, ha detto Michele Cimino, deputato regionale tra i leader di Grande Sud. Infatti continua Cimino a Bivona, a Campobello di Licata, a Cattolica Eraclea, a Casteltermine, ad Aragona, a Sciacca e ad Agrigento. I sindaci che noi di Grande Sud abbiamo sostenuto hanno vinto o sono andati al ballottaggio e sono pronti a vincere. E come continuerà a muoversi questo partito a Cattolica? Il partito si muoverà secondo l'indirizzo nazionale e provinciale, cioè dire che è quello di interessarsi principalmente del territorio, di radicarsi sul territorio e di pensare allo sviluppo del territorio dove opera. Cioè dire, nel nostro caso allo sviluppo di Cattolica Eraclea, alla rinascita di Cattolica Eraclea. Per creare un nuovo sviluppo, possibilità di lavoro e una rinascita che merita dopo 400 anni di attività. Non lasciamo perdere i disastri che hanno creato le amministrazioni precedenti, non ci interessa pensare al futuro e pensare finalmente allo sviluppo di questo Paese e al benessere della nostra cittadinanza. Ricordiamo il vostro risultato? Il nostro risultato siamo intorno al 9% su un numero di votanti che è un successone, se consideriamo che siamo agli esordi come Forza Grande Sud e abbiamo votato anche due nostri rappresentanti in Consiglio Comunale, che è la prima volta che succede per un piccolo partito come può essere il nostro. Però noi confidiamo sicuramente di crescere, anche perché noi pariteticamente con il PD con cui abbiamo fatto l'alleanza elettorale pensiamo di svilupparci ancora, anche perché sicuramente opereremo nell'interesse esclusivo della cittadinanza e del Paese. Sicuramente il partito crescerà, noi ci metteremo il massimo impegno e cercheremo di allargare il partito facendo entrare più giovani possibile, più donne, in maniera tale da far crescere questo partito e di ottenere risultati sempre migliori. Questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci, abbiamo iniziato bene e speriamo di continuare su questa strada. Io rientro in Consiglio Comunale dopo l'esperienza fatta nel 2002 con l'amministrazione Aquilino. Di quell'esperienza ho fatto tesoro e sono sicuro che non ripeterò gli errori fatti in passato. Il mio impegno sarà accanto al sindaco, alla giunta e ai miei colleghi consiglieri comunali con i quali ho condiviso questa meravigliosa vittoria e assieme ai quali ho elaborato un programma semplice e dettagliato, ma che darà la possibilità al nostro Paese di ripartire. Cercherò di individuare nei fondi strutturali quei canali che permettono di portare al Comune finanziamenti della Comunità Europea. Colgo l'occasione poi per ringraziare il mio partito Grande Sud, con il professore Bennino, Michele Spezzi e Franco Amato, che hanno deciso di candidarmi, che mi hanno sostenuto e che continueranno a sostenermi in questa esperienza politica.